Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano ragazzi, 21 giri a Interlagos. Siamo settimi in griglia, quindi non male, e vediamo di fare una buona gara. Salve a tutti. Tempo sereno. Dai fiori. 21 giri da paura. 2 soste previste, strategia comundiana. E si parte ragazzi. Non deve buttarsi, deve rischiarla, mamma mia. Qualcuno è un po' esagerato. Chi se ne frega. È esagerazione comundiana. Mamma mia, sono le penalità o robe. Che rischio, mamma mia, testa coda della McLaren. Ho esagerato un po' troppo forse. Ragazzi, come così, come è pazzo. Crazy cool. Siamo secondi. Chiaramente non posso neanche avviare, quindi ragazzi è chiaro che dobbiamo tenerci questo. Mi dispiace se qualcuno streccerà il naso, ma io ho provato a fare la mia mossa e Coulthard è andato. Cerchiamo di dimostrare adesso sul campo di meritare questa posizione. Come farlo? Non prendo troppo da Schumi. Dai ragazzi. Sarà dura tenere Coulthard dietro. Il mitico David Coulthard. Schumacher è primo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Sei secondo. Coulthard è terzo, proprio dietro a te. Mancano solo 20 giri, beh. Mancano solo 20 fottutissimi giri. Devo stare molto attento anche presso sei box perché abbiamo visto che i stop and go sono rischiosissimi, fiori. La McLaren chiaramente si prova, è molto più veloce di noi, lo sappiamo. Non perdiamo tantissimo da Schumi, questa è una soddisfazione. Anche il passo c'è. Il passo c'è, raga. Dimostriamo al mondo che anche se abbiamo fatto un piccolo incidente possiamo. Che un incidente che non ha causato danni a nessuno, però mi ha regalato la posizione con più semplicità. Manca un'eternità, ragazzi, non possiamo pensare di aver già conquistato tutto. Schumacher è primo, con circa 3 secondi di vantaggio. Sei secondo. Non so. Coulthard è terzo, proprio dietro a te. Mamma mia. Coulthard è a 2 decimi. Ce n'è 3 secondi Michael. E dura a tenere il passo Ferrari. Se riusciamo a tenere questa posizione e girare così possiamo fare veramente un bel risultato quest'oggi. Dobbiamo solo stare calmi e rilassati. Relax. Spacca tutto. Prende la scia David Coulthard. Michael Schumacher Si prova David. ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Schumacher è primo, con circa 3 secondi di vantaggio. Sei secondo. Coulthard è terzo, proprio dietro a te. Come ha chiuso la porta, bravo Come. Dobbiamo stare concentrati. No! Che sofferenza sto gioco, ragazzi, è stupendo. I giochi di Formula 1 di una volta, quelli sì che erano giochi, no, ste merde di adesso.
trovare pioggia a Interlagos, invece sole puro. In qualifica non sta andando male, anzi in qualifica sta facendo dei buoni risultati. Rischio clamoroso qua. Mamma mia. Riusciamo a tenere abbastanza puntato. Il problema è che Schumi, ragazzi, in fuga. Schumi là in fuga. Michael Schumacher ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Ancora Coulthard ci Schumacher prova. è primo, con circa 5 secondi di vantaggio. 6 secondo. Coulthard è terzo, proprio dietro a te. Come in quella curva riesce sempre a tenere botta, dai. Non ci sono ritiri, almeno così non mi ha detto l'ingegnere di pista. Senti, ritiro di Schumi, magari, cazzo. La sosta, quello che ne mi sto più in gol terrore, ragazzi. Schumi sempre tra i 5 e 6 secondi. Coulthard riusciamo a tenere nel ritirino che perdiamo tanto purtroppo. Assetto non meraviglioso al limite però, Siamo proprio al limite, ma ce la dovrei fare per pochissimo. E Coulthard mi supera. Come cerca di rispondere sembra che la sua strategia sia e Coulthard risponde ancora. Sorpassi e contro sorpassi e il Come ce la fa di nuovo, mamma mia. Diniz sta uscendo dai box, sembra che la sua strategia sia di 3 fermate. Bravo Veneziano, bravo. I meccanici ai box sono pronti. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. Michael Schumacher ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Speriamo di non prendere la bar è pronta ai box. Speriamo di non prendere la cosa, la Arrows è pronta ai box. Stop and go. Schumacher è sesto, con meno di 3 secondi di vantaggio. Dai veloci. Settimo. Trulli è ottavo, con circa 5 secondi di svantaggio. Zonta sta entrando ai box. Dai, veloci. Adesso preghiamo di avere stop and go. Che fatica. Wurz entra ai box. Ok, un po' di macchine sono ai box, adesso vediamo. Wurz è 12esimo, proprio di fronte a te. 13esimo. Sì, lo so. Il è 14esimo, con circa 5 secondi di svantaggio. 11esimi. Vediamo gli altri quanti Pedro sono Diniz fanno. sta entrando ai box. La McLaren è pronta ai box. Che sta preparando la Stewart è pronta ai box. Ecco, qua ci giochiamo contro questi. La Williams è pronta ai box. Qua che dobbiamo fare i sorpassi. Coulthard è ora ai box. Già ai box. Entra ai box. Già ai box, Coulthard e Barrichello, questa non è una gran notizia, La Benetton è pronta ai box. Questa non è una gran notizia. La Prost è pronta ai box. E adesso vediamo, ci giochiamo tutto qua. Coulthard era già ai box e anche... La Bar è pronta ai box. E anche Barrichello. Giancarlo Fisichella sta entrando ai box. Adesso vediamo. Allora mi dice che Coulthard sta per uscire, so cazzi, Pani è decimo, proprio di fronte a te. Sei 11esimo. Il è 12esimo, con circa 5 secondi di svantaggio. Dai. Ottava posizione.
so se Coulthard ce la La fa. Minardi è pronta ai box. Penso di La sì. McLaren è pronta ai box. Sì, Coulthard è davanti un po' ora. No, non lo so con certezza, poteva dirmelo il porco, Genet entra ai box. Mika Häkkinen, leader della corsa, sta entrando ai box. Che alla fine dai, l'incidente non ha portato a problemi, dai. Per fortuna. La Williams è pronta ai box. La Sauber è pronta ai Ci box. vediamo dal valzer dei pit La stop. Ferrari è pronta ai box. Cosa è successo? Classification, Schumi in testa, Häkkinen. E poi vediamo gli Zanardi altri. sta entrando ai box. Sì, ce l'hanno fatta, Coulthard, Barrichello, male, peccato. Ho perso diverse posizioni. Sesto. 9 giri alla fine. 3 posizioni ho perso. Alesi è settimo, proprio Da dietro te. secondo a quinto, La Arrows è pronta ai box. da secondo a quinto, pazienza. Zonta entra ai box. Quinta posizione per il comandone veneziano. Dai veloce. Schumacher è quinto, con circa 3 secondi di vantaggio. le mani, faccio desfa. Sesto. Siamo distrutti, dai ragazzi. È settimo, Dai, veloci. con meno di 3 secondi di Dai svantaggio. veloci. Bravi. Ok. Adesso come devi fare giri da qualifica se vogliamo mantenere la zona punti. Vai. Ora super fantacule. Dai venezianone. Adesso vogliamo giri da qualifica. Sono cazzi se la tirano nei box, non ci credo. Come cazzo fanno? Zanardi è nono, con meno di 3 secondi di Questa proprio vantaggio. non la capisco. Decimo. Sei nell'ultimo giro, non fermarti ora. Fisichella è undicesimo, Che beffa, con sì. meno di 3 secondi di Mamma svantaggio. mia che beffa. Devo rivedere le strategie ragazzi. Schumacher ha vinto la gara. Con una sosta. Perché ho sbagliato assolutamente i calcoli allora. Ma va a cagare. Poteva Mika bastare. Häkkinen ha terminato in seconda posizione. Poteva bastare una sosta, incredibile. Coulthard ha concluso terzo. Arrivavo quinto, non ci credo. Questo mi servirà di lezione. Ralf Schumacher ha terminato in quinta posizione. Almeno stiamo migliorando, dai, piano piano. Poteva essere un quinto posto e invece è fatto clamorosamente. Arriviamo decimi purtroppo. Vabbè ragazzi. Alla prossima però prometto punti, Alla prossima prometto punti. Ben fatto, non hai ottenuto dei punti, ma almeno hai finito la gara. Questo è Michael Schumacher. Dio mio. Al termine di un emozionante Gran Premio del Brasile, Nessun ritiro. esaminiamo la classifica finale. Nessun Schumacher ritiro e primo, purtroppo veneziano Mika decimo. Le classifiche, vediamo le classifiche. esaminati i risultati, Schumi è il e momento Häkkinen di a aggiornare 16 la punti, Barrichello ha preso classifica qualche del punticino campionato per piloti. noi. La McLaren continua a Costruttori condurre ultimi nel 3 punti, campionato dai. costruttori. Raga, un saluto del comandone veneziano, mi dispiace, strategia errata di veneziano. Ciao!